Buonasera a tutti, sono Elisa Beniero, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Apindustria Vicenza e componente di OGEP, Osservatorio dei Giovani Professionisti e dell'Economia di Vicenza. Vi ringrazio e vi ringraziamo per esservi presi del tempo stasera per essere qui con noi all'incontro dal titolo Veneto di ieri e di domani, analisi economica e giuridica di un territorio che cambia. Il convegno, vorrei raccontarvi un po' la storia, nasce dall'incontro con l'avvocato Renzo Fogliata lo scorso anno. Il gruppo Giovani è rimasto molto colpito da un suo articolo in cui commentava in senso critico affermazioni da parte di alcuni rappresentanti di associazioni datoriali del nostro territorio sul processo consultivo riguardo autonomia ed indipendenza attuato dalla Regione Veneto ed in particolare sulla sufficienza con il quale il tema veniva trattato. L'abbiamo quindi contattato e incontrato per fargli sapere la reale opinione di noi piccoli e medi imprenditori che non sempre hanno la possibilità di farsi sentire e di far sentire la loro voce. Noi abbiamo veramente chiesto ai nostri imprenditori cosa ne pensano e volevamo far sapere all'avvocato Fogliata che l'83% di noi imprenditori sa che oggi il Veneto ha un PIL superiore a quello di 10 stati dei 28 dell'Unione Europea. Gli stessi imprenditori sanno bene che il Veneto non ha debito pubblico ma credito pubblico, residuo fiscale. E il 93% voterebbe, secondo i risultati ottenuti senza valore demoscopico, a favore anche dell'indipendenza del Veneto pur di sopravvivere ad una situazione ormai schiacciante e che non riesce diversamente a cambiare. Volevamo far sapere all'avvocato Fogliata che la nostra associazione Apindustria Vicenza è apartitica e dialoga con ogni ideologia ed è aperta alle idee che non per forza viaggiano nel mainstream. La nostra associazione permette agli imprenditori di confrontarsi e di esprimere liberamente il proprio pensiero, di farsi delle domande. Questo è un valore unico che solo Apindustria offre oggi. La nostra associazione è realmente la casa degli imprenditori. Ringrazio quindi tutti voi di aver accettato il nostro invito e di esservi uniti al gruppo Giovani e ad OGEP per un dialogo aperto, per capire insieme cosa costruire per il nostro domani, attraverso un'analisi economica e giuridica del Veneto. Con l'avvocato Fogliata, attraverso il confronto tra i sistemi giuridici del nostro passato, ieri, e quelli attualmente in vigore, ed insieme all'altro illustre ospite che ci sta raggiungendo, il segretario generale di Unioncamere, Gianangelo Bellati, per conoscere la situazione economica veneta a confronto con il sistema paese e gli altri stati europei, per capire il nostro domani. Volutamente nel titolo non c'è la parola oggi. Difficile infatti riconoscersi e districarsi come imprenditori ed anche come professionisti nell'attuale situazione del paese. Parliamo insieme di economia. Per quanto le nostre aziende siano in grado di pescare all'estero, non tutti sono strutturati per farlo, è necessario far ripartire i consumi interni. Ma il nostro Veneto avrebbe queste risorse? Dove sono e come ci posizioniamo in Europa? Vogliamo capire con il dottor Bellati qual è la fotografia di Unioncamere sulla nostra economia territoriale. Parliamo di giustizia. Come imprenditori riteniamo siano 3 i punti inderogabili e necessari per poter continuare a fare impresa. Il primo, la velocità del giudizio. I tempi dell'attuale sistema ci impediscono di avere alcuna certezza. Secondo, la certezza proprio delle norme, che non possono essere interpretabili e non devono lasciare spazio, e ripeto la parola, ad altre incertezze. Terzo, ancora certezze, abbiamo necessità di una certezza della pena. Com'è possibile fare impresa senza questi 3 elementi? Allora chiediamo all'avvocato Fogliata, a cui lascio adesso la parola per primo, di dirci perché siamo finiti in questa situazione e cosa può invece cambiare ripartendo dalle radici del nostro sistema giuridico e dalle nostre tradizioni. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono stato forse messo anche troppo al centro di questo incontro. Ringrazio la dottoressa Beniero per questo eccesso di presentazione. In realtà io sono semplicemente prima di tutto un avvocato, faccio questo mestiere da 26 anni, un avvocato penalista. Al di là di questo
sono una persona che dilettantescamente ha ritenuto di riscoprire le radici. Poi da questo ha ritenuto di cominciare a pensare concretamente al frutto di questa riscoperta. Se si trattasse, cioè, di una riscoperta solo di tipo archeologico, di un interesse storico, di un piacere di correre nel tempo, oppure se questa passione, se questa scoperta avesse in realtà delle ricadute sul presente, possibili ricadute sul presente, sulla vita di tutti noi e oggi, mai come oggi, su qualche speranza in più rispetto a quelle che abbiamo. La premessa principale da fare e l'invito che faccio a tutti voi, anche se mi pare di capire non ve ne sia bisogno, è quello di cercare, ed è difficile, credetemi, almeno per chi è della mia generazione e soprattutto per chi è ancora più anziano di me, cercare di liberarsi dai luoghi comuni che ci sono stati inoculati come dei batteri. E come tutti i batteri li abbiamo interni e non è facile vincerli se non con farmaci appropriati, con diete particolari, quindi anche con un rigore nello stile di vita. Lo stile culturale è simile. Se ragioniamo con i riflessi pavloviani, sapete cosa sono, no? Il gatto, il cane, toccate la zampa, chiudono, ma anche noi ne abbiamo nel nostro corpo di particolari. Quando il cervello comincia a muoversi per riflessi pavloviani, non c'è democrazia, non c'è libertà di pensiero, non c'è manifestazione di alcunché, non c'è niente. Ecco quello che ricordava Elisa quando diceva la critica a persone che hanno liquidato velocemente una certa idea con sufficienza. Quello è frutto di tanti interessi, ma anche di un riflesso pavloviano. Siamo vissuti, nati, abbiamo studiato con delle strutture che non ci rendiamo conto, ci impediscono a volte di pensare liberamente. Perché? Non è un caso. Sono almeno 200 anni, più di 200 anni, che si è creata quella che Carl Schmitt, quindi non io, non l'avvocato Fogliata che nessuno, chiamava la teologia politica. È stato gettato Dio fuori della porta ed è tornata una divinità laica dalla finestra. Questa divinità laica è fatta di istituzioni che, guardate, non a caso nei telegiornali vengono definite sacre, cioè un linguaggio religioso portato in realtà in quello che altro non è che una struttura umana creata da uomini in un determinato momento storico, fallibile, opinabile, fragile. Quindi le sacre istituzioni, le sacre leggi, la sacra carta fondamentale e così via, i padri costituenti che tra un po' diventano santi anche loro e così via. E poi tutto questo è stato, come dice Sergio Romano nella Pace perduta, scritta e pubblicata nel 1997, tutto questo si è condito di miti, i miti romantici, illuministi e poi romantici del sangue, della patria, intesa in un certo modo, perché non è che prima non esistesse la patria, attenzione, anche questa è una balla universale da confutare. C'è un testo attualmente scritto da un americano che ricorda proprio che i veneti, i veneziani avevano un profondissimo concetto di patria. Non nasce con la rivoluzione francese la patria, assolutamente no, ma con quel mito della patria che in realtà è un mito, a ben pensarci, sanguigno militare. Chi lo fonda? Lo fonda la rivoluzione francese e poi il suo esportatore più importante che è Napoleone Bonaparte, che rivoluziona l'idea di esportazione dell'ideologia e di guerra stessa attraverso un esercito che all'improvviso diventa di 1 milione di uomini, non di 20.000 come era prima, 30.000, 50.000, di 1 milione di uomini. Per avere un esercito di 1 milione di uomini si doveva per forza creare una struttura mostruosa, statale, innanzitutto una macchina fiscale schiacciante, perché Napoleone giustamente diceva che per fare la guerra occorrono solo 3 cose, argent, argent, argent. Il catasto napoleonico, i censimenti, sono tutti legati a esigenze di spremere il cittadino. Per che cosa? Per la funzione militare.
Questo virus viene inoculato in Europa, chi deve combattere gli eserciti rivoluzionari, l'Austria e l'Inghilterra in prima fila, devono ricorrere anche loro all'improvviso a che cosa? Alla coscrizione obbligatoria che prima non esisteva, quindi subito abbiamo una spremitura fiscale senza precedenti. Si parla nello Stato Veneto di una crescita in 14 anni della pressione fiscale dell'800%. Provate a immaginare, noi ci lamentiamo oggi, immaginate una crescita in 14 anni dell'800% della pressione fiscale. Insopportabile, insostenibile. La coscrizione obbligatoria che all'improvviso rapisce le braccia ai contadini soprattutto, e la società era per la maggior parte contadina. 4, 5, 6 figli, tutti via alle armi, non per un anno, per 6 mesi, per 5, 6, 7 anni, 8, 10. Un dettaglio che nei nostri libri non c'è, io vi parlerò solo di cose che non ci sono. La spedizione di Napoleone in Russia vede un corpo di 30.000 giovani veneti e di cui 27.000 non tornano a casa sulla Beresina. E questi sono tutti contadini, tutta gente portata via all'improvviso. Quindi tasse, coscrizione obbligatoria, mutano l'aspetto dello Stato, e poi c'è bisogno però che tutta questa gente, consapevole o meno, colta o meno, la maggior parte no, si riconosca in un mito della patria. Questo mito della patria dove, ripeto, non c'è più posto per aspetti religiosi, è un mito laico, però diventa sacro. Tutto è sacro. E tutti siamo uniti in un crogiolo quale del sangue. Quello che mancava all'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale, quando D'Annunzio lo dice. Non mi interessano Trento e Trieste, dice D'Annunzio, e la Dalmazia, perché dimentichiamo che siamo entrati in guerra per Trento, Trieste e la Dalmazia. Mi interessa il crogiuolo del sangue nel quale bisogna fare gli italiani, perché gli italiani non ci sono ancora. In parte ci sono anche riusciti, perché il riflesso pavloviano di cui parlavo fa sì che moltissimi di vostri amici, conoscenti, eccetera, appena si mette in dubbio una determinata idea, che ormai è radicatissima nel tempo e nello spazio, abbiamo tanta gente è morta, il Carso, eccetera. È un po' il crogiolo del sangue, questa carneficina orrenda e senza giustificazioni morali, qualcosa ha lasciato nelle coscienze, soprattutto nei luoghi del sacrificio. Quindi guarda caso nei luoghi più distrutti, Prima Guerra Mondiale, il Veneto, si riportano poco anche questi dati, ma ha avuto un disastro sul piano del sacrificio di opere d'arte, di edilizia storica, di vite umane, non solo di soldati al fronte, ma soprattutto essendo zona del fronte appunto di sfollati, insomma una cosa senza precedenti. E proprio come accade spesso nella sindrome di Stoccolma, ci si innamora del proprio carceriere, proprio nei luoghi in cui questo è avvenuto ad opera di una casa regnante, perché questa gente andava a morire gridando Savoia, non Italia, di una casa regnante sulla quale è bene non esprimersi, proprio in questi luoghi spesso si ha il riflesso pavloviano. L'invito dal quale partivo inizialmente era ragionare liberi, ecco, questo almeno. Non importa essere d'accordo o non essere d'accordo, il confronto, insomma, siamo figli della dialettica, della cultura greco-romana. Adesso abbiamo inventato, se c'è qualche avvocato giovane o meno in aula, me lo conferma, dal 1988 e abbiamo varato nell'89, abbiamo inventato un codice di procedura penale fatalmente emulato dal modello anglosassone, quindi dove la prova si forma nel contraddittorio, perché il confronto tra tesi e antitesi che giunge a una sintesi di tipo aristotelico è lo strumento epistemologico migliore che l'uomo abbia mai conosciuto, e lo inventa la cultura classica. Gli anglosassoni lo recuperano e noi andiamo a prendercelo dove è stato mantenuto, perché noi l'abbiamo fatto fuori da secoli, l'avevamo fatto fuori da secoli e ancora nelle coscienze non riusciamo a trattenerlo. Ecco, voglio dire, se il confronto tra tesi e antitesi è riconosciuto perfino nel luogo più delicato del contendere umano, che è il processo penale, dove si giudica in taluni luoghi addirittura della vita delle persone e della vita proprio dell'esistenza, della possibilità della condanna a morte, non è il nostro caso, ma dove si giudica della libertà personale, del patrimonio, quindi delle cose più preziose dopo l'esistenza stessa che abbiamo, se lo facciamo lì, ma per quale ragione
lo rifiutiamo in un confronto che semplicemente è volto a dire, riflettiamo su chi siamo, su cosa vogliamo, se questo è il luogo dove vogliamo stare, se in questo luogo le cose funzionano. Chi eravamo? È proprio vero che eravamo solo quello o comunque quello che ci è stato prospettato? O eravamo anche qualcosa d'altro? E se eravamo anche qualcosa d'altro, questo qualcosa d'altro ha diritto di cittadinanza, di essere valorizzato? I nostri figli devono saperlo, non devono saperlo? Ragioniamo liberamente. È inaccettabile che ci sia questo atteggiamento spocchioso, soprattutto da chi sa meno. Attenzione, perché io devo ancora, in questi anni in cui mi dedico, in modo, ripeto, dilettantesco, devo ancora incontrare un uomo di cultura con il quale ci sia uno scontro nel quale non ci si capisce. Finora mi sono scontrato con gli idioti. Scusate la volgarità, in questo mi piace me l'ha insegnato Cacciari ad essere così, no? Degli idioti a tutti. Io non dico a tutti, sono selettivo, do ogni tanto a qualcuno. Ecco, finora mi sono scontrato con degli idioti, gente proprio chiusa, che non vuole il confronto, che però non lo vuole spesso perché non lo sa sostenere, perché appena si va indietro, fino a che si arriva alla Resistenza, giù di lì, al 48, ancora ci si parla. Un po' più indietro nel Novecento già si barcolla, un po' più dietro ancora casca il palco e non si parla più, se non per luoghi comuni. Allora sì, c'era la tirannia, non c'era la democrazia. Però, non c'era la democrazia. Quindi, il che a dire che nei secoli passati i nostri padri erano tutti una massa di imbecilli, e vivevano la vita come degli animali. Vivevano in strutture dove non c'era uguaglianza sociale, dove il povero era povero e rimaneva tale per tutta la vita, il ricco già era ricco ed era supponente e maltrattava il povero. Doveva essere un inferno, secoli di inferno. Palladio si è sviluppato nell'inferno, Tiziano dipingeva nell'inferno. Questa gente viveva in una società insopportabile, fino a che, come diceva un poeta veneziano, Angelo Maria Labia, si arriva Rousseau e Voltaire, tutto il mondo a illuminar col suo preziosissimo saver. E con questo finalmente ci hanno resi uomini liberi. Siamo talmente liberi che la tassazione è al 67-70%. E se questa è libertà, come? Io vivo, lavoro, produco, cerco di fare qualche cosa per la mia famiglia, per la mia comunità, e debbo a un Leviatano, il Leviatano di Hobbes, che credo non sia mai stato così pesante come oggi, i 3/4, se non di più, di tutto quello che produco, e passo la parte migliore della mia vita, la maturità, la parte produttiva, per dare il più al Leviatano. Chiseo, cosa vuole da me? Cosa mi rende? Cosa dà ai miei figli? Quale parte della mia vita, della mia storia mi sta restituendo questo Leviatano? Sono un uomo libero dunque, per definizione, perché vivo in democrazia. E grazie a loro signori posso persino esprimere le mie opinioni. Fino a un certo punto però, perché il primo passo di opinioni troppo non alla page fa sì che ti diano del cretino, poi del pazzo, poi se vai ancora un po' più in là cominci a interessarsi di te la Digos, e allora la democrazia vacilla, ma va bene perché bisogna difendere la società da persone spurie e un po' particolari, no? La riflessione deve essere libera, priva di vincoli. Poi, ripeto, si può prendere atto di tutto, dire ho studiato, ho letto, insomma tutto non si può sapere, ho preso atto di tante cose, rimango non d'accordo. Perché? Perché mi piace questa struttura. Ma allora devi dirlo, mi piace questa struttura, ci sono affezionato e mi spieghi le ragioni razionalmente. Non mi dici se così perché se così. Come fa la nostra amata Costituzione? L'articolo 5. La Repubblica è una e indivisibile. Poi si articola nelle varie autonomie locali che non si è mai visto, se non nelle 5 regioni a statuto speciale. Per il resto le autonomie locali non esistono. Esistono delle propaggini in cui si sveglia un Monti qualsiasi alla mattina e dice tutto alla cassa centrale. Quindi finora abbiamo scherzato, ecco, queste sono le autonomie locali.
la Repubblica è una indivisibile. Ah, che novità! Costituzione francese del 3 settembre 1791. Le royaume, un indivisible. Però, che novità, questi padri costituenti del 48, che fantasia! Rifarsi a un modello statuale centralista di 200 anni prima, creato da gente che aveva fatto rotolare centinaia di migliaia di teste e che aveva distribuito una guerra in Europa che ha creato, si calcola, 5 milioni di morti, però, che fantasia. Uno Stato centrale con le prefetture. Perfino Einaudi scrisse pezzi contro le prefetture e contro il centralismo, divenne Presidente della Repubblica, scrisse via i prefetti quando era in Svizzera, probabilmente ispirato da Terra Libera, chissà come mai, scrisse quel famoso articolo che rimase storico e sgradevolissimo agli apparati dello Stato, che un Presidente della Repubblica Italiana abbia scritto un articolo dove spingeva sul federalismo e diceva che i prefetti erano l'istituzione più illiberale che si potesse immaginare, perché il controllo dello Stato centralista su ogni singola porzione del territorio, che è il contrario della responsabilizzazione del cittadino e dell'autonomia. Bene, dicevo, un sistema dove la Repubblica è una indivisibile. Vabbè, parliamone, neanche per sogno. Ci vorrà una riforma costituzionale, 2/3 del Parlamento non li avremo mai, per una parte del territorio che voglia andarsene, però parliamone. No, si tratta di un articolo immodificabile. Immodificabile. Ma non eravamo in democrazia. Una norma fatta dagli uomini, dai padri costituenti, questi santoni, uno si immagina questi con la barba, no? Padri costituenti, dei politici qualsiasi, come tutti gli altri, usciti da un momento terribile di violenza, politici del compromesso, perché la Costituzione italiana ce l'hanno insegnato all'università, non è che me lo dica io, è una bella carta per certi aspetti, però frutto per molti altri di un compromesso tra la componente cattolica, le due componenti importanti, le tre della resistenza, quella cattolica, quella comunista e qualche pizzico di liberale. Punto. Fra l'altro con esclusione dei vinti che ha creato poi quella lunga guerra civile, il terrorismo, eccetera, che non è mai finito in questo paese, perché si sono inventati che il 25 aprile sia la festa della vittoria, non lo chiamano così perché non possono, ma andiamo tutti in piazza a festeggiare una specie di vittoria quando eravamo un paese distrutto, sconfitto dalla guerra. Allora, torniamo a questo articolo 5, questi si inventano, immodificabile. Come immodificabile? Cioè, dice, lo Stato non può negare se stesso negando una delle componenti principali che è il territorio. Sì, vabbè, ma siamo in democrazia. Devi darmi un meccanismo per dire parliamone, dammi la possibilità di parlare. No, non solo non te lo do, ma ti mando la Digos. Adesso la Digos viene, osserva, si mette su il fascicoletto, non potrebbero farlo, ci sono leggi che vietano il dossieraggio, no? Ma chi se ne frega della legge? La legge vale per noi, mica per loro. Loro si tengono il fascicoletto, non possono intervenire perché ci sono state modifiche, grazie anche al fatto di essere inseriti nell'Unione Europea in organismi più importanti, in base alle quali non esiste più il reato d'opinione se non sorretto dalla violenza. Il metodo violento è anche una violenza che sia idonea all'ottenimento dello scopo, non può essere una violenza qualsiasi, non è che se io sono un pazzo e tiro fuori il coltello e dico viva San Marco, mi possono appioppare il reato di eversione dell'ordine costituzionale, chiaramente, no? Lo fanno se insieme ci siamo accordati e abbiamo qualcosa di idoneo, perché tutto sommato persino questo Paese ha degli anticorpi. Ci sono giudici per bene che sanno a un certo punto mettere un limite, che sanno interpretare la legge nel modo migliore. Però diciamo che la maggior parte della forza, anche giudiziaria, non è il momento del processo, in cui spesso viene fuori l'elemento migliore, l'uomo migliore, quello che nel momento del decidere ha una coscienza. È quello precedente, è quello di polizia, è quello dell'indagine dei pubblici ministeri, è quello dei fascicoli, è quello della gente stessa che tende a marginalizzare chi non si uniforma al pensiero unico. Perché parliamoci chiaro, non apparteniamo alla mentalità anglosassone,
Siamo un po' fascistelli o comunistelli in questi paesi, noi gli spagnoli, i greci. Siamo un po' paeselli poco propensi ad accogliere le idee di tutti, ad ascoltare serenamente. Partiamo subito in quarta con definizioni, con non accettazioni. E allora, tornando all'articolo 5, è immodificabile. Come immodificabile la forma repubblicana? Ma io non ho simpatia, poi da veneziano che ama la storia veneta, manco che manco, ma immaginiamo che un domani la maggior parte dei cittadini si affascini dall'idea che è bene ritornare a una casa regnante. Parliamone. Io difenderò la Repubblica fino all'ultimo, ma parliamone. No, è immodificabile. Cioè, processo penale, no? mi si invitava a dire due parole, stiamo facendo una chiacchierata libera, non possiamo fare una cosa dogmatica, abbiate pazienza. Mi si invitava a dire qualcosa sulla giustizia. Pensate solo a cose di questo tipo. 112 della Costituzione. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio. Benissimo. Perché? È giusto in teoria, giusto. È un principio comprensibile. Perché in questa ossessione dell'imparzialità e dell'uguaglianza del cittadino davanti alla legge formale e sostanziale, la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli che si pongono per il principio d'uguaglianza. In questa ossessione il pubblico ministero, come dico i romani, do coio coio, cioè non è che posso scegliere un'azione penale o un'altra. Questa è l'idea italiana che gli anglosassoni non si sognano nemmeno. Poi vedremo perché, non perché loro siano invece tali da preferire amici e parenti e invece sfavorire i nemici. E allora va bene, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio. Ciò significa che quando arriva al grande orecchio del pubblico ministero una notizia criminis, una notizia di reato, il pubblico ministero, l'ufficio della Procura della Repubblica è obbligato a procedere, salvo i casi di reati perseguibili a querela. Per i reati perseguiti d'ufficio è obbligato a procedere. Peccato che poi la realtà superi la fantasia, perché questi sono oberati da milioni di fascicoli. Non ce la fanno a svangare tutto, nemmeno se si mettono a lavorare seriamente. Non ce la fanno proprio. Allora cosa fanno? Qualcuno propone di modificare il 112. No, se ne parla nemmeno. L'azione penale deve essere e rimanere obbligatoria. Va bene, dice i pubblici ministeri, si trovano le procure, fanno le loro riunioni e cominciano a dire: ragazzi, qua come facciamo? Qua ci sono 10.000 truffe, 40.000 querele per ingiuria, quindi reatucoli, truffa, reatucoli, signor procuratore, guardi che qua c'è l'imprenditore Caio che è stato truffato per 1 milione di euro, che se non ha un minimo di risposta dalla giustizia è rovinato. Vabbè, ma su questioni private, prendiamo i reati importanti, la corruzione, voglio il Mose, voglio in mano cose importanti, e scelgono. Scelgono, non sto dicendo cose, infatti so di essere ripreso, eccetera, quindi so benissimo, sono inattaccabile. Scelgono i fascicoli che ritengono che debbano essere portati avanti, per ragioni di, la chiamano, politica criminale. Qualcuno potrebbe dire i reati più alla page, no? più modaioli, in particolare quelli che rendono sul piano mediatico. No? Certo che se con una bella indagine finisci in prima pagina e 1, 2 o 3 volte, è più carino che non fare ste truffe con sti rompipalle di privati che vengono lì e che sono in difficoltà. E adesso, siccome pareva brutto che lo facessero solo le procure, si fanno in corte d'appello, ci sono anche giudici, perché ricordate sempre che nel sistema accusatorio il giudice è una cosa, il pubblico ministero è un'altra, e hanno coinvolto persino gli avvocati, i quali i miei colleghi non vedono l'ora di avere una piccola parte di potere, quel poterino. Ci sono anch'io, bene, e adesso sono felice perché ci sono, scelgo anch'io, poi sei sempre trattato con un paria, perché entri nei palazzi della giustizia, la giustizia non è cosa degli avvocati, è cosa dei togati, dei magistrati. Tu entri come un ospite, ma non importa, l'importante è per quello designato dal Consiglio dell'Ordine che si sente privilegiato perché va nella commissione che sceglierà quali sono i temi della giustizia penale più rilevanti da portare avanti. E l'obbligatorietà dell'azione penale? Perché mi sono dimenticato che stavamo parlando dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma io sto parlando in questo momento di una discrezionalità dell'azione penale. Scelgono loro. L'obbligatorietà dell'azione penale deve rimanere nella Costituzione.
Questo è il fatto. Chi conosce queste cose ha voglia di continuare in questa ipocrisia. Questo è il punto. Ha voglia di continuare a sentire che gli parlino di sacri principi quando questi sono calpestati dalla mattina alla sera. Vi dicevo prima il divieto di dossieraggio, ma le forze dell'ordine lavorano così. Lavorano così, io ricordo un processo tanti anni fa, e da sempre lavorano così. Io ricordo un processo tanti anni fa, vi faccio ridere, ero ancora un giovane procuratore legale, esisteva ancora quella figura all'epoca, a pieve di Cadore, in pretura, non esiste più la pretura, di pieve di Cadore, in cui un giudice allora era il pretore di Cortina, immaginate a Cortina essere pretori, era come essere Bokassa I non mi ricordo in quale stato africano, ecco, che aveva denunciato l'altra autorità, Bokassa II, il tenente dei carabinieri di Cortina e altri carabinieri, perché scopre che nella sua pretura il povero maresciallo, vaso di coccio tra i vasi di ferro, perché deve obbedire agli ordini, il maresciallo è lì distaccato presso la pretura a fare la polizia giudiziaria, ma è anche pur sempre un carabiniere. E il tenente gli dava degli ordini. Quali ordini? Fotocopiami i fascicoli e portami le copie in caserma. E faceva dossieraggio. Allora il pretore, quando se ne accorge, apriti cielo. Perché? Non perché gli interessasse il fatto che non si dovesse fare dossieraggio, ma come si permette? Questo è il senso. Lo denuncia per reati incredibili, processo infinito. Come finisce? Viene condannato il povero maresciallo per appropriazione indebita della carta delle fotocopie. Non per violazione di segreti, per abuso in atti d'ufficio, no, per l'appropriazione indebita della carta delle fotocopie. E questo è il Paese. E allora io non vi ho parlato dell'unica cosa di cui sarei capace di parlare, vi ho parlato delle cose di cui non sono capace di parlare, adesso lascio la parola a chi vi dirà cose molto più concrete delle mie, perché i suoi dati secondo me sono, scusami Gianangelo se mi permetto, ma se c'è qualcosa di eversivo in quello che diciamo sono i tuoi dati economici, perché le mie sono chiacchiere. Se poi, dicevo, non ho parlato di tutto di quello di cui sono capace di parlare, facciamo un salto indietro, anche disincantati, non pensando che sia esistita l'età dell'oro, perché c'è sempre lo sciocco di turno che dice sì, ma tu stai là a sognare un po' come se una volta fosse, no, con grande concretezza, ma si va a vedere uno Stato che ha funzionato, che è durato 1100 anni, niente dura 1100 anni con la tirannia, con l'incapacità, con la corruzione, tutte cose che fanno parte dell'animo umano. Gli uomini così sono sempre esistiti, ma evidentemente era un corpo sociale che sapeva reagire a tutto questo, che sapeva contingentare tutto questo, che sapeva non farlo prevalere. Mi ero portato alcuni dati per voi interessanti perché sono in terra di Vicenza, che amo moltissimo, ho fatto tanti anni qui, avevo un amico avvocato che mi onorava di chiamarmi come penalista per i casi che aveva, e quindi ho frequentato per tanti anni la Curia di Vicenza. Avevo dei dati proprio sulla Vicenza, ma ormai sono i dati dell'Unioncamere del 1780, e dove si vede, è inutile che adesso vi faccia perdere tempo e vi sottragga il piacere di sentire Gianangelo, vi dico solo questo, dove si vede inequivocabilmente, uno, queste terre per esempio, sono terre, Vicenza, Verona in particolare, Vicenza, la sua provincia, che hanno sviluppato soprattutto dalla fine del XV secolo, metà del XVI secolo, fino alla caduta della Repubblica, un'economia formidabile. Ed esisteva veramente una forma di federalismo, perché ho scoperto quello che io non pensavo che potesse accadere. La Repubblica, quando dicono la Repubblica diventa una potenza secondaria economicamente perché perde i traffici d'Oriente, dicono una cosa esatta e anche una cosa sbagliata al tempo stesso. In parte li perde, in realtà i traffici con l'Oriente non li perde mai fino in fondo, mantiene comunque il monopolio di molti prodotti e soprattutto rimane il crocevia, in particolare aumentando questo ruolo dopo il XVI secolo con il mondo germanico, tedesco.
Con il mondo tedesco c'è uno sviluppo costante che non finisce mai e la via diretta con il mondo tedesco sono le vostre terre, Vicenza e Verona, al punto che, questo non sapevo, vi stavo per dire, nel 1596 il rettore di Vicenza Bragadin scrive al Senato dando tutti i dati di quanti panni di seta, di quanti prodotti partano da questa terra, dal rettorato di Vicenza, con un commercio diretto con la Germania, cioè non passano per la cosiddetta dominante. Non c'è né un'autorità che conceda o non conceda, autorizzi o non autorizzi questo commercio, le esportazioni, né la richiesta di pagare un dazio prima a Venezia, queste cose qua. No. Fa comodo a chi vuole dividerci, a quelli anche da voi qui che dicono, mi ricordo anche sulla lingua, Beppi De Marzi, ci raccontano che il Veneto è una lingua, quando Bortolo e Bortolo sono due cose completamente diverse. No, qui c'era invece intanto c'è una koiné dialectos riconosciuta da studiosi internazionali. Ferguson, glottologo, ha pubblicato uno scozzese, dicendo se c'è una lingua in Italia che è omogenea è il Veneto, ma non usciamo dal seminato. Ma soprattutto c'era una floridezza economica, un federalismo di fatto, perché non occorre, è inutile fare le regioni e poi abbiamo un governo che una mattina si sveglia e dice «Skai delle regioni semii». Lì non c'erano le regioni, ma c'era un federalismo di fatto, perché c'erano gli statuti di ogni città che non venivano toccati. Tutti i tribunali di primo grado giudicavano con i giudici locali secondo il diritto locale. Pensate che Venezia non conosceva il diritto romano, nel senso che non lo applicava, mentre qui a Vicenza, a Verona, eccetera, si applicava il diritto romano, per dire, senza scandalo, senza problemi. E vi era una potenza economica in cui questi dati facevano vedere il numero di telai della provincia di Vicenza fino al 1797 e il crollo verticale, per dire da 20.000 a 15 nel 1816, 17, 18, in quegli anni. Un disastro. L'arrivo di Napoleone, una devastazione per la nostra terra, per la nostra cultura, una frammentazione, un relegare per sempre la nostra cultura nel dimenticatoio, un disastro coltivato pervicacemente da tutti gli occupanti, e li definisco così consapevolmente, che si sono succeduti nella nostra terra fino ad oggi. Grazie.